In realtà, per essere precisi, Andrea Penzo, alias Lo Smilzo, tecnicamente è come se fosse in galera, in quanto si trova agli arresti domiciliari, che da un punto di vista giuridico è l'equivalente di essere in carcere. La condanna, pubblicata sia sul Gazzettino che sulla Nuova Venezia in edicola oggi, sarebbe relativa alle precedenti evasioni effettuate mentre avrebbe dovuto rimanere ai domiciliari. Molto probabilmente sono pendenti anche altri processi per furti e verosimilmente anche per alcuni scippi, di cui avrebbe la responsabilità assieme a un complice, forse un familiare stretto. La domanda che sorge spontanea è: rimarrai domiciliari per un anno? Considerato che è già evaso da casa anche in precedenti occasioni, quando al termine della pena detentiva mancavano poche settimane. Altra considerazione, premesso che si dovrebbe sempre cercare di recuperare tutti, in particolare un giovane di 32 anni, ma ha senso lasciarlo nelle condizioni di mettersi nuovamente nei guai? Non crediamo che lo Smilzo rimarrà ai domiciliari, ma d'altra parte la possibilità di redimersi c'è per tutti. Come minimo bisogna avere anche un minimo di buona volontà per seguire un percorso. Adolfo Tiozzo, gestore del Budapest Café, ha chiesto espressamente che nel periodo in cui è valida l'ordinanza che lo obbliga a tenere spenta qualsiasi musica, vengano effettuati maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine. Chi è abituato a usufruire dell'area, che ricordiamo non tutta è di competenza del Budapest, continua a farlo nei modi con cui è abituato. Il gestore del bar, per forza di cose, l'ordinanza la deve rispettare, ma chi si apre da solo il giardino di notte o vi entra scavalcando il basso muretto con scatole di alcolici e superalcolici, chi si accende la musica a manetta, a questi dell'ordinanza non gli interessa più di tanto. Si potrebbe trattare dell'occasione giusta per fare qualche controllo in più e per dimostrare la volontà di far rispettare da tutti la decisione presa. Certo, servono uomini e militari, ma se è il controllo quello che rende un'area sicura o alla mercé dei nullafacenti, che controllo sia? L'ordinanza vieta il bere al di fuori del plateatico delle attività commerciali, ma tutti vedono quelli che escono dal supermercato con la bottiglia alla mano e fino a che non si vede il fondo non la lasciano. È verso questi che deve farsi valere il controllo, verso quelli che usano il giardino come discarica e che di notte schiamazzano. Ci dicono che tanti fra questi sono minori che spesso in Piazza Europa si muovono disturbando fino a notte fonda. Può darsi che i loro genitori stia bene così o che i loro genitori non abbiano idea di quello che stanno combinando i loro pargoli. Filcams, CGIL di Treviso e a seguire CGIL e CISL Veneto hanno proposto la chiusura domenicale delle attività di vendita commerciale, asserendo che le stesse vanno nella direzione del risparmio energetico e del miglioramento della qualità della vita dei dipendenti. Erika Baldin, da sempre contraria alle aperture domenicali, ne parla come di situazioni antieconomiche da sempre, ma ora con la crisi energetica le dichiara uno spreco. Già nel passato Baldin in regione ha tentato di muoversi in questo senso, ma le sue iniziative sono sempre state bloccate dalla maggioranza. Chiede che la regione disincentivi le nuove aperture, in quanto, afferma, maggiore sarà il numero di esercizi commerciali che resteranno aperti, maggiore sarà l'esigenza di aprire anche la domenica per evitare che il cliente cambi strada. Un circolo vizioso, lo definisce, che dovrebbe essere interrotto.
Se vuoi essere raggiunto dalle nostre news, seguici su WhatsApp, aggiungi in rubrica il numero 329 695 7138 e chiedi di restare informato, oppure su Telegram cerca Azzurra Network News. Molto preoccupata perché è notizia di questi giorni che sul tema della Bolkestein, che riguarda in particolare le concessioni balneari, che era stato inserito nel decreto concorrenza, pare che il governo voglia in questi giorni entrare, diciamo, in gamba tesa, definendo con questo governo, diciamo, i decreti attuativi che vanno a concludere l'iter per portare appunto ai bandi. Allora, sono molto preoccupata perché innanzitutto era stato concordato che la fase dei decreti attuativi veniva concertata con le categorie, cosa fondamentale, e soprattutto personalmente mi sono battuta anche presentando una mozione in Parlamento, presentando delle interrogazioni, delle istanze, affinché nei decreti attuativi si considerassero alcune cose importantissime per le nostre aziende balneari, e cioè soprattutto il riconoscimento del valore commerciale delle loro aziende, e cioè la possibilità che qualora dovessero in qualche modo non intestarsi il bando e per cui succedere a qualcun altro la prossima azienda, ci fosse una tutela assoluta per le famiglie e per il lavoro fatto e per gli investimenti fatti. Queste sono le cose fondamentali, perché dobbiamo ricordare che i nostri balneari hanno costruito le nostre spiagge. Noi abbiamo una gestione storica, familiare, abbiamo alcuni territori dove addirittura il territorio è stato bonificato e per cui non c'erano le spiagge, per cui è anche un patrimonio storico, un patrimonio che ha creato un volano, un indotto importante, di cui il merito veramente va a tutti quegli imprenditori lungimiranti che ci hanno messo coraggio e passione per il territorio. Dopo l'incidente occorso al bambino di 18 mesi lasciato scendere da uno degli scivoli del giardino situato all'Isola dell'Unione e caduto procurandosi un'escoriazione al volto a causa di uno dei blocchi di calcestruzzo necessari per tenere la giostrina ancorata a terra, siamo andati a vedere se nel frattempo la giostrina sia stata messa in sicurezza. Purtroppo ancora non lo è, la situazione è quella degli scorsi giorni, ma le cose non sono cambiate neppure ai giardini di Piazzale Europa, dove le giostrine sono in condizioni pietose. Della messa in sicurezza di qualche mese fa resta un foglio stracciato e parzialmente illeggibile. Le condizioni in cui si trovano non sono cambiate: legno usurato, scrostato, irto di schegge, per alcune altre inagibili. Difficilmente un genitore farà giocare su quelle giostrine un bambino piccolo, ma talvolta il genitore si fida e pensa che se una struttura è messa a disposizione di un bambino, per lui non costituisca un pericolo. Si era parlato a suo tempo di valutare se fosse possibile aggiustare queste giostre ormai usurate dalle intemperie e dalla vetustà, forse anche danneggiate volontariamente da qualche vandalo. La cosa importante sarebbe che gli uffici abbiano valutato la situazione e deciso consapevolmente che queste giostre vanno lasciate fruibili dai bambini. Si ferma per tutto. Non siamo abituati a tanta cortesia. Madonna. Ho già registrato tutto, ho già registrato tutto quanto. Già registrato, poi se mettono potete denunciarmi, non interessa niente. Tanta cortesia nel senso Dai, hai fatto bene. Io piace. ogni tanto che cosa è buono. Se ci credi io lo faccio passare sempre. E ogni tanto capita qualcuna che dice no. Veramente è cortesia. Ciao. Grazie a voi, ciao. Far passare per prime le donne è sempre stata una galanteria, un segno di civiltà. Prendendo spunto dal video ho fatto una ricerca in internet e il prima le donne e i bambini, come ci insegna il Titanic, è sempre stata una frase durante i naufragi per metterli in salvo per primi, ma nonostante ciò era sempre più alto il numero dei bambini e il numero delle donne a morire rispetto a quello degli uomini.
In quel di Francia invece, in tempo di guerra, andiamo indietro nel tempo, era un pochino più particolare. Prima le donne dietro gli uomini in fila indiana a seguire esattamente le stesse orme, perché in caso in cui ci fosse stata qualche mina anti-uomo, il resto ve lo lascio immaginare. Si dice inoltre che la donna fosse fatta entrare per prima in alcuni luoghi perché l'uomo non sapeva cosa c'era da attenderlo, quindi faceva da esca nel caso in cui ci fosse qualcosa o qualcuno che potesse attaccarlo, gli dava il tempo di tirare fuori le armi. In qualche altra invece cultura il prima le donne era un'usanza perché così l'uomo dietro poteva controllare dove stesse andando. Quindi per quanto mi riguarda il prima le donne anche no. Allora, siamo alla cam, questa che vedete, questa bestia che vedete è un'aragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della, diciamo, della commercializzazione che c'è da cam, che praticamente è il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte, diciamo, del fatturato qui della cam, che è una delle, diciamo, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia, ma praticamente dell'intero territorio nazionale.